Buonasera amici, sempre domenica 25 febbraio 2018. Un po' di archeologia, un po' di mare. Mi trovo nei dintorni di Alghero, anzi precisamente a una distanza di circa 8 km da Alghero. Porto Pollina o Spiaggia della Speranza, così chiamata perché Spiaggia della Speranza perché pare che nei dintorni sia stata edificata una chiesetta dai marinai in data incerta. Porto Pollina o Spiaggia Pollina perché la spiaggia, la sabbia, l'arenile è costituito da una sabbia finissima, bianco-dorata, impalpabile come la farina, poddina in lingua del posto, quindi l'algherese suppongo. Siamo vicini anche a Villanova Monteleone, nella strada tra Bosa Alghero. Allora vorrei, scusate che cerco di farvi vedere quello che vedono i miei occhi. Vedete bene, vicino al chioschetto c'è una famigliola con dei bambini che, guardate bene, fanno il bagno. Io dico che è una cosa improponibile perché è veramente una giornata piuttosto freddina. Insomma, se non fosse per il venticello probabilmente i 19 gradi li percepiremmo diversamente. Io ho, come vedete, ho il giubbotto e un piccolo foulard perché sono un influenzata. Dicevo, quindi ci troviamo vicinissimi ad Alghero. Questo mare le acque sono molto basse, quindi molto adatte alle famiglie. Potete vedere anche le onde lunghe che mostrano proprio come per arrivare a una profondità, a certe profondità bisogna allontanarsi proprio dalla riva. Queste persone fanno proprio il bagno beatamente, io non so come facciano. Tutto intorno siamo anche vicini a Capocaccia, tutto intorno c'è le montagne, la zona montuosa. Niente, semplicemente volevo mostrarvi questo angolo, una delle tantissime spiagge della Riviera del Corallo. Alghero è molto rinomata per il turismo e questa è la prima spiaggia adesso che incontro nel mio percorso verso Alghero, sperando di fare in tempo a vedere qualche altra ricchezza di questo territorio. Quindi da Porto Pollina o Spiaggia della Speranza, oggi domenica 25 febbraio, io vi saluto e vi auguro una buona domenica sera. Ciao!